Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buon pomeriggio dal Comunale Barison di Vittorio Veneto, buon pomeriggio da parte di Mirko Villanova che commenterà la gara del campionato di eccellenza tra Vittorio Falme e Carini Pievigina. In cabina di regia abbiamo Vincenzo Russo che piloterà naturalmente le telecamere di streamingsport.it. Allora buona giornata, vi dicevo, un paio d'anni fa e anche lo scorso anno in verità questa partita sarebbe stata ed era una partita da alta classifica o quasi alta classifica. Questa volta invece quest'anno la situazione si è ribaltata, si è capovolta perché è una partita chiaramente da bassa classifica perché il Carini Pievigina ha 8 punti, il Vittorio Falme e la Giulia Sagittaria ne hanno 6 di punti e quindi gravitano all'interno di questa classifica che li vede terzultimi e penultimi della classe. All'ultimo posto con 3 punti il Giorgione. È una settima d'andata che vede questa, scusatemi, è una nona di andata che vede questa composizione di partite. Caerano contro Giorgione, Arcella Padova, Leo Oderzo, Dolo Godigese, Cavarzano Borgoricco, una gran bella partita questa tra il primo della classe ed il Borgoricco che cerca naturalmente, spera di risalire al più presto la classifica. Porto Mansuè Piovese, Giulia Sagittaria Marosticense, San Donà di Piave Borgo Valbelluna e Vittorio Falme appunto contro Carini Pievigina. Già in campo come sua consuetudine il tecnico Mauro Conte che è già in panchina, aspetta i suoi giocatori all'uscita appunto dal tunnel degli spogliatoi, mentre devono rientrare in campo e devono entrare in campo ancora quelli dell'Eclisse Carini Pievigina di Pieve di Soligo per l'appunto, con le due formazioni che i due tecnici hanno scelto di mandare in campo. C'è qualche novità da una parte e dall'altra, vediamole insieme. Allora cominciamo con l'Eclisse Carini Pievigina che manda in campo Spadetto, ritorna, ma sarebbe meglio dire Spadetto dopo che ha lasciato il campo a falso per un paio, forse 3 partite, con il numero 2 Basso, con il 3 Gasparini, con il 4 Faraon, con il 5 Del Savio, con il 6 Cazzaro, con il 7 Nardi, con l'8 Bressan, con il numero 9 Ianco, con il 10 Telesi, con l'11 De Luca. Come potete aver capito, con il numero 10 non c'è De Zotti quest'oggi, ma c'è Telesi, tra l'altro un ex per quanto riguarda il Vittorio. Eclisse Carini Pievigina che porta in panchina con mister Malerba, Falso, Ravagnan, De Zotti, Mognon, Pavan, Fogliano, Cociu, De Faveri e Del Prete.
Eccolo a stretta di mano tra i due allenatori sotto la tribuna, e cioè Mauro Conte, tecnico che ha preso il comando della squadra dopo l'inizio che era stato affidato al Vittorio Veneto ad Omar Moschetta, mentre dalla parte opposta c'è Massimo Malerba che comincia e ha cominciato quest'anno appunto sulla panchina dell'Eclisse Careni Pivigina. Vediamo l'11 del Vittorio Falmec, così scelto da Mauro Conte, ovvero Denadai, Scevola De Biasi, Baldassar, Slongo, Furlan, Fattorel, Girardi, Zanier, Darrigo e l'ex della partita e Chia. Con il numero 11 a disposizione di mister Conte troviamo Zanon, Bozzetto, De Stefani, Agnoletti, Casula, Benedetti, Matta, Polese e Fabris. Polese parte dalla panchina e vedremo quello che succederà in questa gara. Vi dicevo che sarà arbitrata dal signor Gabrieli della sezione di Este, mentre l'assistente numero 1 è il signor Lippiello della sezione di Conegliano, l'assistente numero 2 è il signor Pascuzzi della sezione di Mestre. La prossima partita in casa, il Vittorio Falmec la disputerà al Barison il 23 novembre alle 14:30 contro la Godigese, e sarà un'altra bella gara, perché è una Godigese che sta facendo bene in questo inizio del campionato, squadre che sono davanti a noi e stanno per entrare con maglia bianca, la maglia del centenario per quanto riguarda la Eclisse Careni Pivigina, classica maglia invece rosso-blu, bordini rossi e maglia completamente blu per il Vittorio Veneto, con un portiere con Denadai in completo rosa shocking, mentre dalla parte opposta il portiere Spadetto ha scelto la divisa completa gialla. Queste le due formazioni, è tutto pronto per dare il via alla gara. È una partita, vi dicevo, importante per entrambe le squadre, perché gravitano in una classifica che ci auguriamo non sia la loro e che possa essere dimenticata e scordata al più presto e cancellata al più presto, quindi per poter risalire in posizioni più tranquille, in posizioni più consone alle capacità dei giocatori che vediamo in campo quest'oggi e delle capacità appunto dei due tecnici, Mauro Conte per quanto riguarda il Vittorio Falmec e Massimo Malerba per quanto riguarda l'Eclisse Careni Pivigina. È tutto pronto per dare inizio a questa gara con il signor Gabrielli di Este che va a controllare le panchine, mi pare che abbia detto e abbia chiesto a Conte di indossare una casacca di riconoscimento. Va a vedere anche la cabina dell'Eclisse Careni Pivigina, o meglio la panchina e non la cabina, e poi si riporta verso il centro del campo, dove tutto è pronto oramai per dare il via alla gara. Una gara, vi dicevo, che riveste importanza, se vogliamo, anche perché è il classico derby, se non è il classico derby trevigiano, diciamo così. Fischio dell'arbitro e si parte con il signor Gabrielli di Este che dà il via alla contesa. Prime palle controllate dal Vittorio Veneto con il numero 8 Girardi, che poi va a pescare Darrigo che la fa girare immediatamente, traversone, poi taglio del campo verso il numero 4 Baldassar che mette a sua volta dalla parte opposta. Interviene la difesa dell'Eclisse Careni Pivigina, pronta a ripartire con questo pallone non giusto e non controllato, e quindi nulla di fatto per quanto riguarda la formazione di Pieve di Soligo, che ricordo gioca con la maglia, quindi attenzione perché c'era la maglia bianca del Vittorio Veneto,
la maglia bianca del Vittorio Veneto e invece la maglia diciamo anche in questo caso da parte dell'Eclisse Carini Pivigina. In avanti ancora bloccato, ecco l'Eclisse che manovra, quindi c'è stato questo scambio che ho detto prima, forse errando e sbagliando, che giocava con maglia bianca del Centenario la formazione di Pieve, invece gioca con una maglia bianca la formazione di casa, che adesso sbaglia il rinvio, riconquista palla la formazione dell'Eclisse Carini Pivigina, che prova a manovrare con il numero 6 che rinvia tutto dalla parte opposta per Gasparini, che adesso ritorna ancora su Cazzaro che serve basso per il numero 7 Nardi è una delle novità per quanto riguarda la partita di oggi, perché ritornato in campo si era visto per alcuni scampoli di gioco, adesso parte dal primo minuto, nulla di fatto, con Vittorio Veneto che prova a manovrare in avanti, viene fermato, poi la palla era già destinata fuori, con Furlan che non ce la fa a conquistarla e a farla sua. Cazzaro per il numero 5 del Savio, prova a far viaggiare Gasparini, palla contratta e quindi nulla di fatto, con ancora la difesa del Vittorio che può conquistare il pallone, lo fa molto bene, supera la metà campo in questo esatto istante, poi dalla parte opposta non vede nessuno, si alza la visuale, vediamo che cosa mette dentro questo pallone, ma erano scappati tutti i suoi compagni per cercare di raggiungere questo pallone. Attenzione al contropiede dell'Eclisse Carini Pivigina, con Janko che va a conquistarsi il pallone, la mette dentro, molto buono questo pallone scodellato da Janko per tentare di servire De Luca, alla buona, anticipato tra l'altro dal difensore del Vittorio Veneto, che costringe alla presa a terra il portiere Denadai, palla che termina fuori. C'è il primo calcio d'angolo per l'Eclisse Carini Pivigina, con la battuta in mezzo all'area, un trenino di 5 giocatori, si muove Janko in mezzo, stava per raggiungere il pallone, nulla di fatto, e allora dalla parte opposta c'è Gasparini che va a riprendersi questa palla per cercare con una rimessa in gioco con le mani di favorire i suoi avanti. Si fa vedere De Luca, non lo serve, va a servire dalla parte opposta del campo, palla che viene giudicata fuori, quindi si può riprendere a giocare con la difesa del Vittorio Veneto e il suo portiere Denadai pronto al rinvio lungo, con subito Mauro Conte che dà qualche indicazione ai suoi. Voleva che De Biasi si spostasse più al centro e non rimanesse sulla parte laterale del campo, un po' di confusione per la ripartenza dell'Eclisse, e allora può provarci dalla parte opposta la compagine di casa con il numero 6 Furlan, che cerca di andarsene, se ne va bene, mette dentro questo pallone molto bello, con il primo tiro nello specchio della porta da parte del Vittorio Veneto, con al quarto minuto il calcio d'angolo che va a guadagnarsi Furlan per il Vittorio. Va alla battuta d'Arrigo, l'ex di questa partita, l'ex lo scorso anno in maglia Pivigina, maglia Eclisse, quest'anno approdato prima al San Donà e poi approdato qui al Vittorio Veneto. È proprio D'Arrigo, se non sbaglio, alla battuta, anche se c'è questa possibilità di lasciare, in effetti è così, si cerca il passaggio per trovare un giocatore all'interno dell'area di rigore, c'erano anche riusciti, però non è riuscito altrettanto bene il tentativo di tiro al volo, se ne stava per andare Telesi dalla parte opposta del campo, ma è stato fermato e rallentato, con Gasparini che va alla rimessa in gioco con le mani, chiama il compagno libero Bressan, si fa vedere, Bressan che torna indietro, va da Cazzaro su Basso che invita a proseguire molto bene, il numero 11 De Luca che gira per Bressan che poi è costretto a fermarsi, torna indietro, Basso
ancora Basso che guarda in mezzo all'area, non c'è nessuno che si muove sul secondo palo. Ha fatto l'invito, ha cercato di andare Janko sul primo palo, ma poi palla che è passata alta sopra di lui, nulla di fatto. In questa azione si è un po' arrabbiato Mauro Conte perché non era contento della posizione dei suoi nella posizione difensiva e quindi ha richiamato la difesa della propria squadra. Denadai pronto al rinvio. La palla arriva nella zona in ombra sotto la tribuna centrale del Barison. Palla che termina fuori e quindi Basso con le mani. Poi Janko che la gira immediatamente, attenzione, può ripartire la formazione ospite con il numero 10 Telesi che vede bene questa palla, poi la perde, mamma mia, e c'è l'errore gravissimo di Gasparini che non errore prima del portiere Denadai che non tiene il cross dalla destra della formazione ospite, poi errore gigantesco di Gasparini che non riesce a trasformare il gol e non riesce a tirare in porta, palla che ha ciabattato e quindi nulla di fatto. Prima paura, diciamo così, per la retroguardia vittoriese arriva al minuto 7 del primo tempo con Gasparini che fallisce veramente una grandissima occasione per portare in vantaggio la sua squadra. Ci prova ancora l'Eclisse Careni Pivigina con Janko che se ne va, resiste ai falli, c'era un fallo in precedenza, l'arbitro ha lasciato andare, a braccia larghe Janko a terra che è anche il capitano perché voleva il fallo, però l'arbitro ha optato per il vantaggio perché pensava probabilmente la palla poi anche sul passaggio di Janko è arrivata al giocatore dell'Eclisse, quindi nulla da dire, ha lasciato andare per il vantaggio. Si sono arrabbiati e si è arrabbiato notevolmente anche Massimo Malerba, il tecnico dell'Eclisse, che ha allargato le braccia chiedendo qualcosa in più appunto per questo fallo. Se ne va De Luca che taglia il campo molto bene, poi c'è l'altrettanto bella uscita di Denadai in presa a terra. Denadai fa sua la palla, è pronto al rinvio lungo, aspetta la posizione dei suoi e poi potrà rinviare. Non arriva oltre la metà campo, poi il tentativo di far viaggiare di prima non riesce perché c'è un giocatore, era il numero 4 Faraon, che ha bloccato la palla. Ancora il Vittorio che manovra. Vittorio Veneto ancora in manovra, è costretto ad andare da Denadai. Denadai pronto al rinvio, aspetta la posizione dei suoi, guarda appunto la posizione dei suoi, ma per la seconda volta la fanno propria quelli dell'Eclisse con Bressan. Gasparini, giocatore che pochi istanti fa ha sbagliato un gol fatto praticamente davanti alla porta, adesso attacca ancora la formazione ospite con Bressan che prova il tiro che viene contratto dal numero 10 D'Arrigo, suo compagno di squadra nella scorsa stagione. Attenzione, c'è questa rincorsa da parte di Baldassarra per cercare di prendersi il pallone. Adesso l'arbitro ne approfitta. Per dire qualcosa a Massimo Malerba, che aveva protestato in precedenza e aveva richiesto insomma qualche cosina, qualcosa è andata a dirgliela l'arbitro, ancora con Janko che vorrebbe un fallo, non la pensa così e allora può ripartire sulla fascia sinistra. Ancora la formazione dell'Eclisse viene dentro molto bene, va al tiro ancora contratto dalla difesa del Vittorio, che poi cerca di ripartire ma con un unico uomo attorniato da 4 e quindi ha vita facile il centrocampo, in questo caso della compagine di Massimo Malerba. 10° minuto di gioco, sempre con il risultato fermo sullo 0-0 qui al Barison di Vittorio Veneto.
Telesi sul pallone, è pronta la battuta in area, chiaramente con 9, 7, 5, 11 e 4 per quanto riguarda l'Eclisse, una selva di uomini, poi il colpo di testa è della difesa del Vittorio che spedisce fuori, palla però ancora preda dell'Eclisse con Spadetto che con questo completo rosa shocking ferma palla, fa ragionare la squadra, prova a ripartire, lo fa adesso ancora con un bel taglio cercato ma non trovato, in avanti ancora con D'Arrigo che è costretto ad indietreggiare perché non aveva lo scambio, e allora ancora D'Arrigo che va in pressing sull'uomo, mette il fallo su Nardi, ammonito D'Arrigo, fallo da Tergo, ci stava tutta l'ammonizione, anche se vogliamo essere proprio, insomma, è il primo fallo che commette, avrebbe potuto anche lasciare andare, però il fallo c'è stato. Seconda volta mi correggono subito, quindi secondo fallo per D'Arrigo, quindi a questo punto il cartellino giallo ci sta tutto. Punizione per l'Eclisse. Munizione per l'Eclisse, attendono di vedere e di sentire il fischio dell'arbitro che arriva puntuale. Cazzaro ancora, gli ritornano la palla, può scodellarla in avanti e allora bene così il pallone che gira ancora per il Pieve che vorrebbe un altro fallo sul fallo commesso dal suo avversario, nulla di fatto, e allora avanti con Bressan che va al tiro dai 30 metri. Bressan che va al tiro dai 30 metri, palla altissima e quindi nessun problema per la formazione di casa, per Denadai. Per Denadai che controlla adesso il pallone. Ecco il rinvio. Si strattonano da una parte e dall'altra, palla che poi è ancora preda della formazione ospite con il 5 scambiato tra Nardi e Malerba. Ancora Basso che sventaglia lungo, nulla di fatto, palla che va in fallo di fondo e quindi si riprenderà a giocare con il pallone che dovrà essere messo nuovamente in gioco da Denadai. È pronto Denadai al suo rinvio, eccolo che arriva oltre la metà campo, palla controllata ancora da Cazzaro, ora controllata molto bene da Cazzaro che le ha prese tutte di testa se vogliamo. Ed è lo stesso Cazzaro che prova a mettere in movimento i suoi, va su Basso sulla fascia destra del campo, indietro Bressan la lavora bene, Cazzaro allora non ci pensa due volte, vuole lo scambio da una parte all'altra, però sbagliato, nulla di fatto anche per il controllo da parte dell'attacco vittoriese che adesso si lancia sulla fascia destra del campo. Il tentativo di cross non è nemmeno fortunato perché la palla rimane lì, non è uscita e quindi può ripartire la compagine di Malerba con questo taglio di campo che era giusto, per carità. Il Faraoni, il numero 4, aveva cambiato giustamente, poi se n'era andato un pochino e leggermente più avanti il suo compagno di squadra e quindi palla che è terminata in fallo laterale. De Biasi per il capitano Slongo.
rallenta il gioco, blocca un po' tutto con il numero 4 Faraon, che oggi gioca con il numero 4 sulle spalle, domenica scorsa con il 7 più spostato sulla fascia però destra, stavolta invece lo vediamo giostrare sulla sinistra e più in mezzo al campo. Attenzione ancora con Basso pronto al rinvio lungo per trovare e cercare Janko, nulla di fatto, vorrebbero il fallo di mano da parte di un giocatore del Vittorio Veneto. L'arbitro lascia correre, abbiamo capito lo stile e il modo di arbitrare di Gabrielli, che lascia giocare, anche in questo caso c'era stato il fallo e il colpo con la mano, l'arbitro ha giudicato che era involontario e quindi ha lasciato correre l'azione. 16 minuti di gioco, quasi 17 per lo 0-0 che è ancora fisso qui al Barison di Vittorio Veneto per questo derby tra la formazione di Pieve di Soligo, l'Eclisse Carini Pivigina, e per l'appunto il Vittorio Falme, che è andato al tiro, un tentativo un pochino velleitario ancora, un tiro che non trova successo, palla che termina sul fondo e allora è pronto ancora al rinvio Denadai. Denadai in completo giallo, oltre la metà campo di poco, il colpo di testa girata, poi palla ancora conquistata dalla formazione ospite con Faraon, che adesso è tornato a gravitare sulla fascia destra del campo, seguito come un'ombra da Baldassar. Ancora il tentativo di manovrare, di venire in avanti, non riesce perché deve ritornare sui suoi passi. Cazzaro che alza lo sguardo, poi vede Janko che la mette a terra molto bene di petto, poi altrettanto bene lo scambio con De Luca in avanti per adesso appena fuori dall'area, con questo bel tiro di Bressan che costringe Denadai al calcio d'angolo e quindi c'è il secondo calcio d'angolo per la formazione dell'Eclisse. Va alla battuta lo stesso Bressan, che è andato al tiro da circa 25-27 metri, ha obbligato Denadai a distendersi sulla sua destra e ad andare in deviazione in calcio d'angolo. E la vediamo la battuta del calcio d'angolo, che vede un groviglio di uomini in mezzo all'area, palla che viene ancora una volta conquistata dalla difesa del Vittorio Falmec, palla in fallo laterale, la rimette in gioco Gasparini con le mani. Si fa vedere Bressan, molto attivo quest'oggi. Mette dentro Gasparini molto bene, cerca di trovare la palla di testa Janko, ma è troppo alta per lui. Palla tutto dalla parte opposta con Basso che invita Nardi ad andare sul fondo, palla un po' troppo forte, quindi nulla di fatto per questo tentativo da parte degli ospiti, che sicuramente hanno forse il pallino dell'attacco un pochino più sviluppato rispetto al Vittorio Falmec per quanto riguarda questi primi minuti di gara, questi primi 20 minuti di gara qui al Barison. Ancora Denadai pronto al rinvio, si spingono, ma ormai questi falli da Tergo non si fischiano nemmeno più, con il pallone che è preda del Vittorio, che prova l'impostazione di gioco ancora sul primo uomo davanti, ma viene anticipato nettamente. Buono il rinvio, lontano il pallone con questo pallone conquistato da Chia che viene dentro, ma è molto bravo in marcatura, appunto Basso, che ferma il suo avversario. Nulla di fatto con il tentativo riuscito tra l'altro di mettere dentro questo pallone, metterlo in area, oppure se sceglieranno il passaggio corto tra i due. L'arbitro intanto ne approfitta per andare a dire qualcosa al groviglio di uomini che è in mezzo all'area, quindi solite cose, insomma attenzione, non
non strattonarsi, non tirarsi ed evitare il fallo. Sembra più facile a dirsi. D'Arrigo che batte, mette dentro questa palla molto bella, aveva cercato di girarla il capitano Slongo di testa, non riuscito, cioè è riuscito a prenderla però non ad indirizzarla verso la porta. In avanti ancora la formazione dell'Eclisse Careni Pivigina con Gasparini che voleva vendicarsi del gol sbagliato in precedenza. Ha aspettato un attimino prima di andare al tiro, poi il tiro è uscito però abbondantemente a lato, quindi nessun problema per la difesa di Mauro Conte, per la difesa del Vittorio Falmec, che è pronto al rinvio con il suo portiere, con Denadai. Colpo di testa ancora vincente della difesa dell'Eclisse. Ianco che ha provato subito di primo acchito a mettere in velocità il suo compagno di squadra, poi ancora Scevola che è costretto a rinviare, però sta giocando, scegliendo naturalmente qualche cross in più che non si erano viste nelle altre gare precedenti disputate appunto dall'Eclisse. Adesso si è ritornati un po' a giocare sulle fasce con i cross che provengono da basso e da Gasparini. Attenzione, viene dentro molto bene, resiste altrettanto bene, molto bene la difesa del Vittorio, che sta subendo però in questo momento con Nardi che va a mettere questo pallone che termina abbondantemente sul fondo nonostante gli applausi di Ianco indirizzati al compagno. 23 minuti di gioco, sempre 0-0 qui al Barison di Vittorio Veneto tra Eclisse e Vittorio Falmec. Il capitano Slongo ne ha approfittato anche per bere, mentre il Porto Mansuè è in vantaggio sulla Piovese per 1-0. Si arrivano anche i risultati di questo girone, del girone B dell'eccellenza. Manovra ancora la compagine di casa, che prova ad andarsene sulla fascia destra del campo, palla contenuta e palla messa in fallo laterale dalla difesa dell'Eclisse. Sembra aver trovato forse un po' più di concretezza anche il Vittorio Veneto con queste sgroppate da una parte all'altra del campo. Adesso destra-sinistra ha provato ad impensierire la difesa e lo stesso centrocampo appunto dell'Eclisse. Palla che arriva in mezzo all'area, palla lenta, non ci sono problemi, Slongo non riesce nella deviazione, poi ancora il tentativo di rimetterla dentro, un batti e ribatti e un flipper, poi la palla che torna fuori, c'è solo Ianco che la mette a terra elegantemente, bravo Ianco, forse doveva darla a Telesi, invece egoisticamente se l'è tenuta, però adesso viene avanti molto bene il numero 11 ospite De Luca, che è andato al tiro, però il tiro non ha impensierito Denadai, che si è accartocciato a terra e ha trattenuto lì il pallone. Si arrabbia Mauro Conte per questa ripartenza che hanno fatto fare in estrema tranquillità la formazione di Malerba, e quindi nulla di fatto, può ripartire ancora, ma viene bloccata immediatamente il Vittorio. Ianco va a disturbare il suo diretto avversario, nulla di fatto con sempre la compagine ospite che riparte dal basso. Cazzaro sventaglia lungo in avanti, l'anticipo questa volta è nettissimo da parte di Scevola su Ianco, anzi era De Biasi. D'Arrigo che manovra sulla fascia sinistra del campo, palla non riuscita, non è andata. La mette a terra adesso D'Arrigo, però ancora preda della formazione di casa che riporta palla in avanti. Attenzione, chiamano e c'è un bel tiro, un tentativo di tiro da lontano di Baldassar,
nulla di fatto, ribattuto dalla difesa dell'Eclisse che subisce ancora gli avanti della formazione di casa. Intanto ci comunicano che il San Donà è in vantaggio per 1-0 sul Borgo Valbelluna, quindi vantaggio del San Donà. Si segna sugli altri campi, qui c'è lo 0-0 dall'inizio qui tra Vittorio Falmec e Careni Pivigina. Ecco il Careni che prova a manovrare ancora, si mette in proprio, sceglie di andare su De Luca che si ferma, guarda la posizione dei suoi, mette dentro questo pallone, aveva forse commesso fallo Janko che aveva trattenuto e aveva lasciato fuori il suo diretto avversario, così non l'ha pensata l'arbitro, non l'ha vista e quindi può rigiocare ancora l'Eclisse, scaraventa palla in avanti, la tocca Janko, ma il tocco è impercettibile, Denadai non viene tradito, quindi nulla di fatto, può ripartire D'Arrigo che poi viene attaccato da Janko, subisce il fallo D'Arrigo. E adesso c'è Denadai che va al rinvio. Conte ha richiamato D'Arrigo perché lo voleva più indietro, lo voleva all'altezza della linea di mezza riga. Ancora c'è il fallo, poi l'arbitro lascia correre finché può, poi blocca tutto, c'è il fallo da parte del Vittorio con la compagine ospite che prova a ripartire, alza a testa Cazzaro in due su questo pallone con Telesi che la soffia a Nardi, quindi nulla di fatto e Janko può solo guardare dalla parte opposta. Faraon che entra bene di forza, poi l'arbitro vede l'uomo a terra, si lascia correre, probabilmente si è gettato a terra, l'arbitro ha visto bene perché era a pochi metri di distanza dal fatto, prova ad andare al tiro il Vittorio, ribattuto, c'è il... Allora l'arbitro aveva segnalato il fuorigioco, l'arbitro ha lasciato correre, poi c'è stato il fallo sul numero 10 Telesi, come si è sentito strattonato per il collo si è fermato immediatamente, quindi c'è il fallo, vediamo. Allora ha lasciato andare il primo fallo che tutti avevano visto e ferma il gioco su questa azione appunto di ripartenza da parte dell'Eclisse. Gasparini sulla fascia sinistra, torna indietro su Del Savio, Cazzaro prova a metterla dentro, viene ribattuto il pallone, poi vuole andare, l'idea non era male di andare in verticale, però c'è il pallone che scivola via veloce e quindi non è preda di nessun giocatore dell'Eclisse, controllano quelli della Falmec il pallone e lo lasciano finire sul fondo. 30 minuti, siamo alla mezz'ora qui al Comunale Barison di Vittorio Veneto, dove il risultato continua ad essere inchiodato sullo 0-0, partita che ha avuto un paio di scossoni da una parte e dall'altra, però nessuno dei due giocatori che si sono presentati davanti ai portieri sono riusciti a concretizzare e a portare in vantaggio la propria squadra, quindi nulla di fatto. Gioca ancora la compagine di casa con D'Arrigo che vorrebbe palla al centrocampo, poi ancora l'arbitro che lascia correre con Telesi che si muove a metà campo, lancio lungo su Janko tutto solo dalla parte opposta del campo, vede molto bene Gasparini e finalmente Gasparini al terzo tentativo. Gasparini trova il gol al 31esimo minuto del primo tempo. Gasparini trova il gol dopo che aveva fallito 2 tentativi, al terzo tentativo trova il gol
con un abbraccio pieno da parte di Malerba. C'è l'1-0. Ancora si parla. Si parla tra Malerba e i suoi. 1-0, è cambiato il risultato quindi qui al Comunale Barison di Vittorio Veneto. Al 31esimo del primo tempo il gol di Gasparini. È un Gasparini che comunque segna, perché mi pare sia già il terzo o il quarto gol totale in questo inizio di campionato. Ecco anche la comunicazione da parte dello speaker dello stadio. Gasparini che è andato al gol con un tiro dai 25 metri più o meno. Dopo che aveva sbagliato una deviazione tutto solo davanti al portiere, però sempre nella prima frazione di gara, nei primi minuti di gioco, un tiro poi che era terminato fuori, poi al terzo tentativo, insomma non c'è due senza tre, invece ha smentito tutti ed è andato a trasformare con il tiro il gol che al 31esimo porta in avanti la formazione appunto dell'Eclisse Carini Pivigina. Prova a manovrare, prova a tenersi la ripartenza con D'Arrigo che invece approfitta o cerca di approfittarne, palla che però non arriva al suo giocatore, al suo compagno di squadra. Qui c'è il fallo da parte di Scevola che travolge il numero 10 Telesi. Scevola su Telesi, c'è anche diversità di fisico tra i due. C'è Del Savio e Cazzaro pronti a rimettere in gioco per l'Eclisse, e allora Cazzaro non ci pensa due volte, va a pescare Spadetto che fa il suo ritorno quest'oggi tra i pali, spizza la palla Ianco di testa con questo pallone ancora con Gasparini, tutto solo, che si è presentato benissimo davanti alla retroguardia appunto del Vittorio Veneto. Il Vittorio Veneto deve provare a tamponare la fascia sinistra perché Gasparini sta facendo il bello e il cattivo tempo fin dall'inizio della partita, quindi qualche cosa Mauro Conte dovrà inventarsi per bloccare Gasparini, che sta provocando diverse problematiche su questa fascia. Mette dentro il pallone, attenzione, nulla di fatto con Gasparini ancora, ed è giornata sua quest'oggi. Gasparini è andato al tiro e ha costretto Denadai all'ottimo intervento, deviazione in calcio d'angolo per la compagine di Pieve. C'è il terzo calcio d'angolo che va a battere dalla bandierina, Denadai lo fa suo, prova a velocizzare il tutto ma non c'è nessuno davanti, quindi fa bene a tenersi il pallone, quindi nulla di fatto, palla che viene rigiocata dal basso con il pallone che arriva a metà campo adesso con Chia che cerca di girarsi, si fa bene. Allora l'arbitro ha aspettato di vedere se si concretizzava il vantaggio, poi invece ha decretato il cartellino giallo, ha dato il cartellino giallo a Basso della formazione dell'Eclisse per questo fallo a centrocampo sul giocatore del Vittorio Falmec. Batte Slongo sul pallone. Slongo pronto alla battuta dopo che il Vittorio Veneto è sotto per 1-0 qui al Comunale di Vittorio Veneto. Slongo in attesa di battere, l'arbitro ha già fischiato, deve
trovare un compagno libero, non lo trova il solito Gasparini, quest'oggi indiavolato veramente, cioè è dappertutto, quindi può giocare ancora con le mani. Aspettano che arrivi il numero 6 Furlan tutto dalla parte opposta, quindi deve tagliare il campo, si perde un po' di tempo per questa rimessa in gioco con le mani, meno che non sia rimessa in gioco con le mani abbastanza lunga. No, ha scelto di andare su Darrigo che si gira, guarda in mezzo, mette dentro questo pallone gettato fuori dalla difesa dell'Eclisse. Allora riprende ancora il Vittorio Falme che prova sulla fascia sinistra del campo, può andare 1-2, l'1-2 ci stava, si è fermato invece l'1-2 tentato da Baldassar. Ci stava, chi non aveva capito cosa voleva fare Baldassar, aveva tentato l'1-2, non riuscito, quindi può fermare palla, può lasciarla andare e ripartire appunto ancora dal basso la compagine di Pieve di Soligo con il suo portiere Spadetto pronto a far viaggiare ancora Gasparini. Bene indietro Telesi per Cazzaro per il numero 2 Basso che si invola sulla fascia destra del campo, poi forse commette fallo. L'arbitro lascia giocare, niente da dire. L'arbitro è un arbitraggio un po' all'inglese, se vogliamo, lascia giocare diverse cose. Numero di De Luca che si gira bene nello stretto, poi il tiro è da dimenticare, però buona questa girata sul posto da parte di De Luca che aveva fatto fuori il suo diretto avversario, però poi il tiro è da dimenticare. De Nadai pronto al rinvio. De Nadai lungo, palla che viene toccata ancora da basso. Sono decisamente più vivi quelli dell'Eclisse Careni Pivigina. Andiamo a vedere se ci sono variazioni, ma mi pare di no, quindi nessuna variazione per il momento, con il 39esimo minuto di gioco che scocca qui al Barison. Darrigo che va per le terre proprio sotto gli occhi dell'arbitro. L'arbitro dice che non è successo niente. Ianco che tiene palla molto bene. Ianco che quando gioca così è piacevole da vedere. Il tiro scagliato ancora una volta da Telesi. Adesso è un po' un tiro al bersaglio, adesso è un po' il tiro al bersaglio perché il Vittorio ha qualche problema, perché non riesce più a concretizzare, soprattutto con la difesa che adesso è chiamata a salire da parte del suo tecnico, perché altrimenti è troppo schiacciata dalle azioni e dalle sortite in avanti dell'Eclisse. Ianco che si gira bene, dà palla a Faraon altrettanto bene per Del Savio sventolata questa palla e il colpo di testa di Gasparini solito che chiede scusa. Era una svirgolata di pallone di testa che voleva forse servire Ianco, non è stato così, quindi può ripartire la formazione di Vittorio Veneto, però nulla di fatto, con De Biasi che ha provato a pescare lungo Chia, palla che è terminata però fuori, e quindi ancora questa volta la difficoltà la commette l'errore lo commette l'Eclisse, e poi ancora in avanti il Vittorio con Darrigo che va sul numero 6 Furlan, cerca di andarsene sulla fascia, Furlan la mette dentro, poi il tentativo di deviazione non riesce per il tentativo riuscito questa volta invece di deviazione fuori dall'area, mentre il numero 8 Girardi svirgola anche lui la palla in fallo laterale, e si occupa Malerba di gridare ai suoi che mancano 4 minuti alla fine del primo tempo, quindi cercare di tenere appunto questo risultato da parte della formazione, da parte della sua formazione. Chiaramente li ha invitati a non mollare come avevano fatto in altre occasioni, e quindi Darrigo in velocità può andarsene. Qui c'era il fallo, sì.
Qui c'era il fallo con D'Arrigo che protesta, deve stare attento, è già stato ammonito, quindi deve stare attento. C'era Zanierla. D'Arrigo che chiaramente ci tiene, insomma, a ben figurare con la sua ex squadra. Soliti due, D'Arrigo e Fattorel, se ne incarica D'Arrigo che la mette dentro, poi il tentativo di girarla a rete non riesce, o quantomeno riesce, ma è troppo facile da parare per quanto riguarda Spadetto, quindi nessun problema per lui. In avanti ancora la formazione ospite con Faraon che va a rischiare in una posizione del campo pericolosa, poi il fallo di Faraon ammonito per gioco pericoloso, quindi Malerba che dà un paio di urla ai suoi giocatori, vuole che sia, non ho capito chi, ma uno dei giocatori a guidare la squadra in uscita e non lasciare appunto alla libera interpretazione, come in questo caso da parte di Faraon. D'Arrigo, sempre lui sul pallone, è lui che tocca tutti i palloni da fermo per le punizioni, per i calcio d'angoli e per quant'altro, per cercare di far arrivare palloni utili da giocare all'interno dell'area. Lo mette dentro sul primo palo, poi la deviazione, l'arbitro lascia, cioè il portiere chiama, lascia scorrere la palla a Spadetto, palla che termina sul fondo. Spadetto che con tutta calma e tranquillità prova a far giocare i suoi. E Spadetto è ancora lì che deve rinviare il pallone, lo fa finalmente perdendo e prendendosi tutto il tempo necessario, palla che ancora però rimane questa volta nella metacampo del Vittorio Veneto, che poi cerca di trasferirsi subito davanti, palla che corre forte e termina in fallo laterale dalla parte opposta. Gasparini non ha difficoltà a controllare e a rimettere in gioco con le mani. Gasparini, Janko che fa spallate, poi gira dalla parte opposta, palla ancora che termina fuori, questa volta potrà riprendere il Vittorio Falmec con le mani. Scevola, D'Arrigo, cercatissimo dai suoi compagni, è certamente l'uomo che può inventare qualcosa. È chiaro che però adesso c'è il fallo di Janko alle spalle di Scevola che va per le terre. Un minuto nel primo tempo da recuperare, poi ancora una sventagliata di cambio palla da una parte all'altra del campo, purtroppo imperfetta, nulla di fatto. Posizione quindi che tornerà, e palla che tornerà tra le mani dell'Eclisse. Adesso un altro fallo visto dall'arbitro, che adesso sembra abbia deciso di fischiare un pochino di più, ha capito che già ci sono 3 giocatori finiti sul suo taccuino e quindi ha deciso di frenare un po' l'impeto di gioco dei 22 in campo. Lo ha fatto fino a che ha potuto, poi qualche cartellino giallo a Basso e a Faraon per quanto riguarda il Careni e a D'Arrigo per quanto riguarda il Vittorio. Palla rinviata, l'arbitro che dice che può bastare così sul risultato di 1-0, gol al 31esimo del primo tempo di Gasparini. Per il momento il vantaggio è della formazione dell'Eclisse Careni Pivigina, 1-0 qui al Barison di Vittorio Veneto. Linea allo studio. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. E allora entriamo proprio quando c'è il cambio effettuato da Mauro Conte. Come vi dicevo, alla fine del primo tempo, vi ricordo il risultato 1-0 per l'Eclisse Careni Pievigina, dicevo che dovrà inventarsi qualcosa Mauro Conte, allora dentro nella mischia il numero 18 Matta e fuori il numero 8 Girardi, quindi il primo cambio effettuato dal Vittorio Falmec. E allora Matta è entrato con il match che comincia, secondo tempo, poi inizia con una scivolata subito da parte di un difensore del Vittorio Veneto, fortunatamente senza nessun problema. E allora adesso c'è la rimessa e c'è il calcio di punizione battuto dalla compagine dell'Eclisse Careni Pievigina, vuole che si giri il campo dalla parte opposta del Savio e Cazzaro lo ascoltano Malerba che ha urlato fin dal primo momento quest'oggi, attenzione, c'era il tentativo di sgambetto anche effettuato in attacco da parte di Ianco, gli era andata bene perché non l'aveva preso l'uomo e poi può ripartire la compagine vittoriese che manda a riscaldare un po' tutta la panchina, pronta naturalmente ad attingere a forze nuove Mauro Conte. Blocca Scevola sotto la tribuna, adesso sbagliato il passaggio, l'anticipo è stato buono da parte del numero 3 Gasparini, oggi in giornata di grazia veramente, con
questi tentativi appunto di discesa da una parte e dall'altra del campo che non vedevamo nelle prime gare di campionato da parte della compagine di casa, della compagine dell'Eclisse, e oggi invece si è tornati a lavorare, e molto bene tra l'altro, sulla fascia destra e sulla fascia sinistra, mettendo dentro dei traversoni che hanno creato notevoli problemi alla compagine di Vittorio Veneto. Bravo D'Arrigo che ha preso il Vittorio in mano, si sta impegnando la grandissima, vuol fare bella figura contro la sua ex squadra lo scorso anno. Buono il traversone, ma altrettanto buono Spadetto che tiene a terra questo pallone. È rimasto a terra fuori dal campo il giocatore del Vittorio Veneto, che poi per fortuna si rialza, nessun problema. Ancora buono il tentativo di anticipo riuscito da parte del Vittorio, che viene in avanti, ancora il tentativo di offrire palla al nuovo entrato, ed era Matta che ha cercato di andare subito al tiro. Si è spostato un pochino più in avanti la formazione del Vittorio Veneto. Solito schema sulla battuta del calcio d'angolo, 10 e 7 i due uomini, ovvero Fattorelle e D'Arrigo, pronti a battersi e a dare il via al calcio d'angolo che batte Fattorelle, mette dentro, il tentativo non riuscito di avere il colpo di testa, poi la svirgolata di questa palla non la raccoglie colui che era in fuorigioco ed era rientrato, non si era interessato del pallone, lo raccoglie invece D'Arrigo, che prova a ripartire ancora sulla fascia sinistra del campo, nulla di fatto, può uscire l'Eclisse, attenzione alla ripartenza dell'Eclisse, solo due uomini però con Janko tutto da solo, attorniato da un uomo che lo sta pressando, non c'è il fallo perché Janko tiene botta, come si suol dire, guadagna una rimessa in gioco con le mani. Adesso l'arbitro si arriva a richiamare verbalmente il marcatore appunto di Janko, perché è un bel duello tra De Biasi e tra Janko, insomma era scevola questa volta, era scevola. De Biasi lo prende adesso con le mani la formazione dell'Eclisse, ancora Janko che cerca di far passare palla, non ci riesce, e allora Gasparini, che di esterno voleva provare a inventare qualche cosa, inventa soltanto un pallone che termina abbondantemente sulla linea di palla che viene lasciata andare, con questo pallone conquistato dalla formazione del Vittorio Veneto, ancora con Matta che pesca Scevola in avanti, Scevola che prova a mettere dentro questo pallone, Faraon gli blocca la strada e quindi nulla di fatto, palla che rimane lì per Scevola, che poi attende, vediamo se c'è qualche cambio. No, ancora non si cambia in casa Eclisse per il momento. C'è Malerba che ha mandato a riscaldare anche lui parecchi uomini, palla che viene scodellata in mezzo, viene recuperata, poi il rilancio ancora con Basso che si impegna in questo coast to coast che riesce fino alla metacampo, e poi nulla di fatto. Il Giorgione tra l'altro che a Caerano va in vantaggio, Giorgione 1 Caerano 0, quindi questo è il momentaneo vantaggio del Giorgione. Urla per farsi sentire Malerba dalla sua cabina di pilotaggio, e allora ancora il Vittorio che esce adesso con Scevola lancio lungo per cercare qualcuno lì davanti, Matta che adesso mi sembra che sia sempre più adesso si rialza, non aveva fatto nulla, era Baldassar che era andato per le terre urlando, ma nulla di fatto, e allora palla che viene controllata ancora dal numero 4 Faraon dell'Eclisse con Bressan per Cazzaro che va dalla parte di Basso, mette dentro questo pallone, bello il colpo di tacco
da parte di Janko, che voleva poi far proseguire basso sulla corsa, non riuscita. Attenzione con Gasparini che viene saltato netto, può portare in avanti il pallone Fattorel che guarda la posizione dei suoi, Matta che chiama palla, la riceve, 1-2 tentato, non riuscito, e quindi nulla di fatto per quanto riguarda il Vittorio Veneto, che perde il pallone all'altezza della metà campo e quindi si riprenderà a giocare con una rimessa in gioco da parte della formazione di Pieve di Soligo. Gasparini che vuole il lancio in avanti, vuole pescare qualcuno in avanti, lo lancia per cercare Janko, non lo trova, poi attenzione con Matta che va a prendersi il pallone, Matta che è entrato nel secondo tempo, ha vivacizzato sicuramente il reparto offensivo della formazione di casa, che gira campo dalla parte opposta, D'Arrigo per trovare molto bene, attenzione a questa azione interessante, viene bloccata in mezzo all'area di rigore da parte ancora di Gasparini, con il pallone scodellato da parte di Scevola. È un buon momento per il Vittorio Veneto e c'è il gol del pareggio per il Vittorio Veneto. Gol del pareggio del Vittorio Veneto che arriva al 7° minuto del secondo tempo. Avevamo visto che era entrato in un'altra maniera, in un altro spirito il Vittorio Veneto, e allora aspettiamo l'urlo della folla e dello speaker del Barison con Furlan, che ha portato sulla parità nuovamente la tensione tra il Vittorio Veneto e l'Eclisse Careni Pivigina. Era un po' logico che finisse così, perché sono stati 7 minuti molto buoni da parte della formazione di casa, che con Matta ha sicuramente impensierito più di quanto avevano fatto nel primo tempo i giocatori del Vittorio Veneto, ed è riuscito con i suoi guizzi, con la sua capacità di andarsi appunto a cercare il pallone, a portare in parità, grazie al gol di Furlan, a portare in parità il match. Palla che viene rinviata adesso ancora, eccolo Matta che poi perde il confronto con Faraon, va sulla palla ancora il numero 7 Fattorel che gira dalla parte opposta, molto buono, adesso sta giocando meglio decisamente il Vittorio Veneto, che va sul fondo, riesce a mettere dentro questo pallone. Era buona la palla, buona l'intenzione per quanto riguardava il discorso della gara, che adesso si è riaperta. L'1-1 riapre appunto le possibilità di vedere un buon match. Nel primo tempo ha sicuramente fatto meglio la formazione dell'Eclisse, nel secondo, da come ha iniziato, meglio sicuramente il Vittorio Veneto. Adesso c'è il primo cambio per quanto riguarda Malerba e per quanto riguarda l'Eclisse, che manda sul terreno di gioco il numero 13 Ravagnan al posto del numero 7 Nardi, quindi fuori Nardi, dentro Ravagnan. È un cambio, vediamo se cambierà qualcosa anche nella disposizione dei giocatori appunto in campo, non pensiamo, e quindi vediamo. Ravagnan Nardi lascia il campo, lo vediamo dalla parte opposta alla tribuna centrale lasciare il campo mestamente, non so se sia un cambio per infortunio oppure per un cambio tecnico da parte di Malerba. E allora Ravagnan schierato qui davanti, non è cambiato nulla nella posizione appunto dei due giocatori. Bravo Gasparini, che dopo un inizio di campionato un po' in sordina, adesso praticamente oggi è stato veramente l'autentico mattatore. Bravo, anche adesso esce alla grande, anche se il pallone era già fuori, e D'Arrigo di Gasparini, D'Arrigo l'anno scorso giocavano insieme, qualche screzio
pochi istanti fa, adesso con D'Arrigo che sta parlando, deve stare attento. D'Arrigo è stato anche già ammonito, deve stare molto attento. Poi il pallone che arriva dalle parti di Spadetto, che fa viaggiare Cazzaro e Del Savio, con Faraon che viene a prendersi il pallone, il lancio lungo sulla fascia sinistra del campo per il numero 13, il nuovo entrato Ravagnan, che poi viene bloccato, non riesce ad andare oltre, quindi avanti ancora per quanto riguarda Gasparini, che viene a dare una mano a Ravagnan che la mette lunga, attenzione, cercava di andarsene in avanti, non è riuscito, palla che il Vittorio Veneto porta fuori molto bene, poi prova a controllarla e a fare gioco con Zanier lì davanti. Si è visto poco, un po' Zanier, poco servito tra l'altro. D'Arrigo che cerca destra e sinistra ma non è riuscito a cambiare bene il gioco, ancora con il tentativo da parte del numero 8 Bressan adesso di ripartire su Basso che viene bloccato dal suo diretto avversario. Tutto in avanti, è buona la scelta di Cazzaro in anticipo netto sul suo avversario, può controllare palla Cazzaro e la coppia Cazzaro e Del Savio. In mezzo cerca Faraon, palla che viene rinviata, messa fuori, può controllarla l'Eclisse, che adesso dopo la sfuriata iniziale del Vittorio Veneto sembra aver ritrovato il mordente che aveva nel primo tempo. Dopo il pareggio, lo ricordo, è il 7° del secondo tempo di Furlan, siamo sull'1-1 qui al Barison di Vittorio Veneto. Riparte D'Arrigo che viene fermato al 12° minuto di gioco. Ancora il Vittorio che cerca il movimento, lo trova in Scevola che non riesce a prendersi questo pallone, si arrabbia Malerba, si arrabbia con Ianco perché forse voleva avere un pochino più di aiuto da parte del centravanti. Può manovrare Faraon che va a scegliere Del Savio a Cazzaro, anzi che va al rilancio lungo. C'è il fallo di Ianco che si è arrampicato sulle spalle del suo diretto avversario, del capitano Slongo. Fallo, e quindi si riprende a giocare con un pallone che sarà preda di Denadai. Va sulla fascia sinistra del campo, alza la testa, non vede nessuno che fa il movimento giusto. C'è Matta che viene a prendersi palla, poi D'Arrigo che ha scambiato con Matta appunto la posizione in questo momento, torna indietro, ancora Matta che va ad impensierire veramente la retroguardia dell'Eclisse. Attenzione, questa palla gettata dentro, forse la tocca e non doveva toccarla. Può ripartire attenzione, l'arbitro è ritornato a lasciar giocare, perde palla D'Arrigo sull'attacco di Ianco che lo conosce molto bene, palla tutta dalla parte opposta per trovare un uomo libero, non lo trova soltanto Denadai. E allora il Vittorio adesso è pronto per gettare nella mischia altri 2 uomini, doppio cambio per il Vittorio tra pochi istanti. Buona, si è girato bene, poi il pallone gettato in calcio d'angolo dal numero 5 Del Savio del Careni. E allora vediamo se i cambi prima o dopo il calcio d'angolo. Chiaramente dopo. Vediamo, però poi non c'è possibilità, o si prende palla, la palla termina lì, altrimenti sarà di nuovo una ripartenza dell'Eclisse. Solito schema a 2 con Fattorel e D'Arrigo sulla bandierina del calcio d'angolo. Se ne va D'Arrigo, rimane Fattorel, mette dentro il pallone lungo sul secondo palo,
palla per Scevola che va fuori, il tiro, attenzione, stava per sorprendere Spadetto, che l'ha vista all'ultimo momento e quindi poi è stato bravo a fermarla, a deviarla, a pararla in qualche maniera. E quindi adesso vediamo se ci sono le sostituzioni. Sì, 2 uomini per quanto riguarda il Vittorio Veneto e un cambio per quanto riguarda 9-19 intanto, quindi fuori Zanier, effettivamente ha fatto pochino Zanier, e dentro il numero 19 che è Polese, mentre fuori anche il numero 10 che è Darrigo e dentro il numero 14. È un Darrigo stanco perché ha dato veramente tanto, e adesso il cambio per quanto riguarda per quanto riguarda l'Eclisse 11-16, cambio su De Luca, quindi De Luca che lascia il campo al numero 16 Pavan, quindi è Pavan è uno delle pedine più interessanti, insomma, nello scacchiere di Malerba in questo inizio di campionato, e quindi vediamo anche altri risultati, perché mi pare che ci sia stato un raddoppio di una formazione, poi l'ho persa, e quindi adesso c'è il signor Gabrielli di Este che viene a richiamare Scevola, che stava trattenendo appunto Janko tra i due un po' di sportellate. L'arbitro non ha visto il gesto per liberarsi di Janko. Janko deve stare attento per quanto riguarda queste intemperanze. Palla messa a terra dal Vittorio Veneto con il numero 18 Matta, che ha dato la svolta al secondo tempo e al Vittorio Veneto. Poi in uscita Cazzaro perde palla, una delle poche perse quest'oggi da Cazzaro, dobbiamo essere sinceri. Poi il tentativo di andarsene in avanti, il secondo tentativo per Scevola riesce, può manovrare ancora con Matta, indiavolato veramente. Matta torna indietro dal numero 14 De Stefani, la mette dentro, ma c'è Spadetto che la fa sua, cerca un compagno libero ma non c'è nessuno, perché la squadra è tutta indietro, e quindi anche Malerba ha voluto rallentare la ripartenza, perché non aveva nessuno lì davanti in ottima posizione per ricevere palla. Anche in questo caso Janko non riesce a riprendersi il pallone lanciato, nulla di fatto. Scevola. Non c'è nessuno che si fa vedere. Scevola. Palla riconquistata dall'Eclisse. Janko con il numero 10 Telesi che va per le terre. Ho sentito Malerba gridare all'indirizzo di Janko: tienila. Vorrebbe magari che il suo centravanti provasse a tenere palla lì davanti per obbligare il Vittorio Veneto a rimanere un attimino più tranquillo in questo caso, in questo secondo tempo, dove ha iniziato veramente molto bene. Dalla parte opposta ancora il Vittorio che spinge sulla fascia sinistra del campo, è costretto a tornare indietro perché è tutto bloccato, e allora prova ad impostare da tergo con Janko che commette fallo e manda al diavolo, manda a quel paese l'arbitro. Punizione per il Vittorio con Slongo che fa viaggiare i suoi. Ancora palla indietro, viene a pescare molto bene questo pallone, poi bloccato da Bressan che prova a ripartire, ma Janko era coperto dal suo uomo di marcatura. Attenzione, viene in avanti la formazione del Vittorio Veneto con il numero 19 Polese, che ha provato ad andare al tiro, un tiro smorzato dal suo diretto avversario, nulla di fatto, e quindi ottima occasione, ottima giocata per quanto riguarda il Vittorio. Che rischio per l'Eclisse, che ha provato con Cazzaro ad andare di dribbling, ci è riuscito per carità, però con un po' un rischio in una posizione del campo non molto favorevole, non molto agiata.
Ancora in avanti la compagine dell'Eclisse con lo stesso Cazzaro che si mette in proprio, poi sbaglia il passaggio sulla fascia destra del campo, può ripartire la formazione di Conte con Scevola che ha pescato il numero 7 Fattorel, che poi chiede scusa perché non è riuscito a trattenere questo pallone. Manovra Telesi per Gasparini che viene in avanti ancora, Gasparini che appoggia su Faraon anticipato dal suo diretto avversario. Allora, se dicevamo che Gasparini sta crescendo in queste partite, altrettanto per il momento non riusciamo a dire su Faraon, che devo essere sincero, mi aveva favorevolmente impressionato domenica scorsa in casa nonostante la sconfitta, però oggi non è riuscito a trovare lo spazio, anche se è stato schierato prima dalla parte opposta dove aveva giocato domenica e poi sempre più in centro. Anche in questo caso ha fallito lo stop e non è riuscito a portare palla per i suoi. Sul fondo ancora con il numero 13 Ravagnan che cerca di andarsene, non ci riesce in un secondo tentativo mettendo palla dentro per ancora Ravagnan stesso che ha poi sbagliato il tutto. Può ripartire il Vittorio Veneto, attenzione. E allora tutto dalla parte opposta con le forze nuove. Mauro Conte ha trovato più verve e soprattutto dall'inizio del secondo tempo con il cambio su Girardi per Matta, che ha sicuramente dato quella scossa importante alla formazione, che è riuscita in un primo momento a pareggiare, adesso sta lottando alla pari con la formazione dell'Eclisse. Scevola che è pronto a sventagliare in avanti, poi ci ripensa, ritorna a manovrare sul centrocampo con il numero 14 De Stefani, ancora bloccato De Stefani, Faraon di testa, poi Gasparini voleva il fallo di mano, l'arbitro non è di questo avviso, lascia giocare, il taglio molto bello, poi il pallone riconquistato dal centrocampo dell'Eclisse. Basso fa viaggiare rasoterra Bressan la mette giù molto bene, forse subisce il fallo, l'arbitro dice di no, lascia correre e lascia giocare, giustamente in questo caso. E in effetti glielo dice anche il suo tecnico, il suo allenatore dalla panchina, giocare ed alzarsi. Mentre mi pare che Malerba sia pronto a mandare in campo un altro giocatore per l'Eclisse ed è il numero 20 Del Prete, anche lui redivivo, ritornato in rosa domenica scorsa e adesso dovrebbe entrare ancora per questi minuti finali del secondo tempo. 24, attenzione a questo bel cross da parte della formazione vittoriese, palla che viene riconquistata dalla compagine dell'Eclisse, subisce il fallo, l'arbitro lascia andare perché dice che non è successo niente, allora respinge dalla parte opposta, respinge ancora dalla parte opposta, è un batti e ribatti in questa fascia con prima il Vittorio Veneto, poi l'Eclisse, poi di nuovo il Vittorio, adesso l'Eclisse che guadagna un fallo e c'è il cambio con il numero 20 Del Prete che entra in campo al posto di, lo vediamo, 10, quindi esce Telesi ed entra il numero 20 Del Prete, quindi fuori Telesi che non ha disputato una brutta gara. Allora Del Prete che va a posizionarsi in mezzo al campo. Allora, Del Prete che eravamo abituati lo scorso anno a vedere sulla fascia, vediamo adesso partire, c'è il taglio fatto dallo stesso Del Prete, viene in avanti ancora Ravagnan che taglia il campo, poi si ferma, è costretto dalla marcatura a 2, poi ancora Del Prete per il numero 13
dell'Eclisse, che è Ravagnan, che è andato al tiro, però abbondantemente sopra la traversa, quindi nessun problema per Denadai. Invio lungo, troppo lungo per gli uomini del compagine vittoriese. Spadetto per Del Savio, palla tra i piedi di Del Savio che chiama il solo a Ravagnani in mezzo al campo, fa viaggiare Bressan molto bene, poi il tentativo di toccare palla per Janko non riesce perché viene deviato dal suo diretto avversario, quindi nulla di fatto. Palla che termina tra i piedi di Denadai, che fa viaggiare il suo terzino. Poi un taglio, c'è il fuorigioco, si alza la bandierina del signor Lippiello di Conegliano, era il numero 19 del Vittorio Veneto, ovvero Polese. Ancora la manovra di Scevola, poi palla lanciata in mezzo, nessun problema per l'Eclisse che continua a giocare, a giostrare palla. Palla terminata fuori, ripresa con una punizione. Caerano 2, Giorgione 1, quindi sorpasso del Caerano. E allora c'è un altro cambio in casa Vittorio, è pronto ad entrare in campo il numero 20 Fabris al posto del numero 7 Fattorel, che effettivamente ha dato tutto quello che doveva dare. Esce Fattorel ed entra Fabris. Il Vittorio Palmec San Martino Colle ha sostituito il numero 7 Kevin Fattorel con il numero 20 Pier Francesco Fabris. Rimessa in gioco con le mani da parte di Basso, che non trova però un proprio compagno. Colpo di testa poi gli rispedisce la palla quasi a domicilio e quindi ancora Basso. Spizzata in avanti che non sortisce effetti. Attenzione alla ripartenza del Vittorio Veneto, che aveva creato qualche problema a Del Savio. Faraon che mette a terra palla, poi il numero 20 Del Prete, il suo tecnico Malerba gli dice di puntare verso la porta. Attenzione a questa palla che rimane lì, c'è il calcio di rigore. C'è il calcio di rigore fischiato dal tecnico Gabrieli di Este, che non vuol sentir scuse da parte dei giocatori del Vittorio Veneto, gli sta tenendo a distanza. È a terra il giocatore dell'Eclisse. È Janko che è a terra, si è guadagnato il calcio d'angolo. Vediamo se sarà lui, sì, il rigore, scusatemi. Vediamo se sarà lui a battere, sì, figuriamoci se Janko lascia perdere questa occasione. E in effetti, giustamente, è lui il rigorista, insomma, della squadra. E quindi Janko che ha avuto un buffetto da parte di Gasparini in giornata di grazia. Gasparini, vediamo se sarà giornata di grazia anche per Janko, per riportare in vantaggio l'Eclisse Careni Pivigina. Janko contro Denadai, ecco il fischio dell'arbitro e Janko la mette dentro. Janko la mette dentro al 30° minuto del secondo tempo, un po' come nella realizzazione del primo gol. Janko
quindi porta in vantaggio nuovamente la formazione dell'Eclisse per 2-1. Vittorio Veneto già pronta per ripartire e Eclisse trascinata anche dall'arbitro che è andato a richiamare i giocatori per fare velocemente ritorno nella propria metà campo. 31 minuti di gioco con il risultato di 2-1 adesso, con Malerba che viene un po' apostrofato dal pubblico di casa, che si è sentito veramente tanto. Malerba quest'oggi aveva bisogno di farsi sentire, l'avevamo sentito appunto a termine partita di una settimana fa. Adesso la partita, attenzione, perché può diventare nervosa, può diventare cattiva, attenzione. Scevola che mette palla, arriva anche Janko che apre le braccia, dice non ho fatto nulla, qualcosa i due si sono detti, insomma. Poi Janko decide di andarsene in area, e allora Scevola alla battuta per la sua squadra. 32esimo minuto di gioco, sotto il Vittorio Veneto qui al Barison. Scevola è pronto alla battuta, la mette corta però non passa, e allora può tentare la ripartenza, ma c'è Denadai altissimo che scaraventa lontano il pallone, può andare avanti. Adesso c'è il guardialine e l'assistente, il signor Lippiello di Conegliano, che alza la bandierina per il fuorigioco di ripartenza appunto da parte del Vittorio Veneto, che chiaramente con questo lancio cercava di portarsi subito dalle parti appunto di Spadetto, non riuscito. Chiama la linea in avanti il giocatore Cazzaro, palla spinta con la Giulia Sagittaria che va sotto di 2-0 contro la Marosticense, quindi Marosticense 2, Giulia Sagittaria 0 nel girone appunto che riguarda l'Eclisse e riguarda la... Attenzione, viene in dentro Ravagnan, la mette dentro poi bene, attenzione a Gasparini, blocca tutto dalla parte opposta con Basso, anzi non era Basso ma era il numero 16 Pavan, che cerca di andarsene, di liberarsi dei suoi uomini, non ci riesce. Spallata regolare, dice l'arbitro, giustamente, poi prova a tenerlo dalla parte bassa del corpo, nulla di fatto ancora per manovrare in avanti, e ci sarà un altro cambio nelle fila dell'Eclisse. Intanto il Dolo raddoppia, Dolo 2, Godigese 0. Questa è una battuta a vuoto per la Godigese, un po' a sorpresa contro questo Dolo che sta uscendo alla 9ª giornata di campionato. Ancora in avanti, perde palla l'Eclisse, la cede, la dona al Vittorio Veneto, che però non ringrazia, perde palla anch'esso. Poi Janko che riguadagna palla per la formazione ospite con il tentativo di giocarla da parte del Prete riuscito. Può giocare, può rallentare, può fermare, deve giocare un pochino più lento, è quello che sta dicendo appunto Malerba ai suoi. Janko, Slongo che da dietro ha atterrato Janko, che atterra. Intanto vediamo, allora manda dentro Malerba, manda dentro il numero 18 per il 9, quindi fuori lo stesso Janko e dentro il 18 che è Kociu. Cambia poco o niente, probabilmente Malerba vuole centimetri lì davanti, li cerca con Kociu, che ha un fisicaccio incredibile, però ancora non ha dimostrato il suo valore,
qui a Pieve, quindi tutto da vedere, insomma, vediamo che cosa succederà. Entra Janko che viene abbracciato da Malerba, il capitano fa rientro in panchina, abbracciato da Malerba, il tecnico di Pieve di Soligo. E adesso Ravagnan che cerca di rubare palla a Scevola, non ci riesce, è pronto al rinvio lungo, riuscito, e l'arbitro vede qualcosa, l'arbitro vede il fallo e ferma il gioco. Scevola ancora può ripartire, ha qualche difficoltà a ripartire dal basso la formazione di Mauro Conte, che adesso prova il rilancio lungo, bloccato dalla difesa dell'Eclisse, con Bressan che controlla bene, poi Basso che sventaglia in avanti per trovare Kociu, che non ha ancora trovato posizione sul campo. Attenzione con questa palla persa, Ravagnan che è entrato bene in gara, in partita. Adesso Gasparini, il solito Gasparini, mette dentro questo pallone incantevole, però non riesce nella deviazione un giocatore, un attaccante della è lo stesso Kociu, e queste sono occasioni per lui che dovrebbe cercare di sfruttare, anche per, come vi ho detto prima, dimostrare insomma il suo valore. Un fisico imponente, un fisico possente ce l'ha, deve trovare soltanto lo sbocco verso il gol, verso la porta. Insomma, è qui da 2 anni, è a Pieve di Soligo da un paio d'anni a questa parte, però ha giocato sempre poco. Anche oggi i minuti finali della gara per lui, per cercare di dare una scossa al posto del centravanti ufficiale, appunto, che è Janko. Guadagna una punizione Ravagnan, anche lui uno scatenato Ravagnan, dobbiamo dirlo, un 2007 che è entrato bene in partita in questa giornata ed è riuscito a portare qualche problemino dalle parti della difesa del Vittorio Veneto di Mauro Conte. 2 gli uomini adesso sul pallone sono Del Prete e Bressan. Del Prete e Bressan, 3 uomini in fila, 4 per la precisione adesso. Per quanto riguarda anche Pavan, viene più in mezzo, mette dentro questa palla, ma è proprio sul secondo palo, non c'è nessuna difficoltà per Denadai a farla sua e a prendere la sfera. Allora Denadai non trova però nessuno, è costretto al rinvio lungo, ma è un rinvio che poi favorisce sì il colpo di testa dei padroni di casa, però attorno ad una selva di uomini dell'Eclisse che si erano già piazzati, avevano già avuto modo di tirare le linee, come si suol dire. Ancora una buona scivolata per quanto riguarda il campo, con Baldassar che esce bene, poi Fabris che prova a manovrare, Fabris che viene in avanti ancora con Scevola per questo pallone che viene fermato ancora una volta da Ravagnan per Kociu che se ne va, tenta di andarsene, dovrebbe servire il numero 20, non lo fa, vuole andare da solo, si è complicato la vita ulteriormente, va per Del Prete per cercare di andarsene, l'1 contro 1 perso, e allora può ripartire ancora la formazione del Vittorio Veneto, che non demorde, non vuole uscire sconfitta dal proprio stadio, da Barison, e allora il numero 14 De Stefani fa girare palla, poi la situazione vede tutto bloccato lì davanti, non ci sono varchi su cui potersi gettare, allora Scevola va indietro ancora. 39esimo minuto di gioco, con il risultato di 2-1 per la formazione dell'Eclisse. Il lancio verso Spadetto in area di rigore, in completo rosa shocking, come l'ho definito in precedenza. Spadetto è pronto al rinvio lunghissimo, palla che viene controllata da Bressan. Adesso Bressan che manovra, va sulla fascia destra del campo con il numero 16, mi pare Pavan, che va per le terre, rimane lì colpito forse. L'arbitro blocca il gioco, c'è punizione per la compagine ospite, può ripartire
può ripartire ancora sulla fascia destra del campo con palla. Si è andato a guadagnarsi un ottimo calcio d'angolo, mentre il Cavarzano è in vantaggio 1-0 sul Borgoricco. Nella partitissima della giornata Cavarzano 1, Borgoricco 0, al 38esimo il solito Cossalter, e quindi Cavarzano che è lì davanti a tutti ancora e lo ribadisce ancora una volta nonostante il Porto Mansuet vinca, e quindi insomma ci sono. Calcio d'angolo per la formazione dell'Eclisse, che cerca di mettere dentro questo pallone. C'è il buon colpo di testa da parte di un difensore, c'è il fallo su Matta e allora si ferma il gioco. Con Malerba che viene beccato dal pubblico di casa vittoriese. È un Malerba scatenato, lo abbiamo visto, non l'avevamo mai visto così. Certo che la situazione venutasi a creare la scorsa settimana in casa Eclisse era piuttosto pensierosa, insomma dava adito, una sconfitta in casa dava adito insomma a dover porre qualche rimedio. Oggi diciamo che il rimedio fino adesso lo ha posto, e allora in avanti invece la formazione del Vittorio Veneto mette dentro questo bellissimo pallone e l'arbitro questa volta dice di no su questo fallo, che probabilmente dovremmo andare a rivedere, ma noi contiamo poco, insomma non è che siamo il VAR, quindi però avremo la possibilità di rivederlo. A sua discolpa diciamo che il numero 19, cioè Polese, non ha protestato più di tanto, se n'è andato per le terre, però non lo so. 42 minuti di gioco, vediamo quanto sarà il recupero e poi andremo a scendere sul campo del Barison per le interviste appunto ai due tecnici. In avanti ancora il Vittorio che prova a manovrare dalla parte destra del campo con Matta che 1-2 prova il tentativo ma riesce ad essere anticipato da Faraon. Può andare Del Prete che va con Gasparini ancora non sceglie di entrare, aspetta, tiene pallone, va sulla marcatura di due uomini che gli rubano poi il pallone. Allora può uscire ancora il Vittorio Veneto, esce il Vittorio Veneto dal suo guscio con Chia che si è visto veramente poco. Può giocare in avanti ancora con il 14 De Stefani per Matta che ancora prova a scuotere i suoi con Scevola lunga sulla fascia destra del campo, palla che stava scivolando fuori, riuscito in qualche maniera a tenerla, poi ancora viene dentro, mano sul rinvio della difesa dell'Eclisse. C'è stato il colpo sul braccio, sulla mano di Scevola che aveva protestato un attimino, però insomma ci stava questo fallo, e allora può andare al 44esimo minuto di gioco, può giocare il rinvio lungo con Spadetto che va a pescare Cociu che la tiene di testa, poi il salto ancora, non trova più il pallone, palla che rimane lì, si arrabbia Mauro Conte perché la palla avrebbe dovuto viaggiare molto lontana da lì e invece è rimasta ancora lì. Adesso si cercherà di buttare in avanti questo pallone perché bisogna velocizzare il tutto. Secondo me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ci saranno dai 3 ai 4 minuti sicuramente di recupero per quanto riguarda la gara e per quanto riguarda questo secondo tempo, con questo rinvio di testa in precedenza da parte del capitano che è diventato basso dopo l'uscita di Ianco, e allora in avanti manovra ancora Malerba, se potesse potrebbe entrare, allora dovrebbero essere 5 minuti di recupero, 5 nel secondo tempo, quindi 1 nel primo tempo, 5 nel secondo, e allora io provo a scendere, aspettiamo questa sortita dell'Eclisse Careni Pievigina bloccata dalla difesa del Vittorio Veneto. Palla che viene controllata dal Vittorio in uscita con qualche difficoltà, mette palla a terra, poi prova a ripartire e allora
ci riprova ancora, Cociu la blocca, poi c'è il fallo, la spallata, e allora vediamo se riusciamo ad andare, se riusciamo a scendere negli spogliatoi sul risultato di 2-1 per la formazione di Eclisse. Seguiamo questa azione e poi scendiamo. Mette Cazzaro, ma la palla va sul fondo quasi, Cociu prova a tenerla, si riesce a tenerla, c'è Ravagnan vicino, ancora si gioca, viene forse falloso l'intervento, Matta no, lascia e guadagna il fallo, va scendo negli spogliatoi. Allora vediamo, stiamo aspettando i due tecnici, vediamo, volevo cominciare da quello di casa, se Mauro Conte riesce ad arrivare, sta chiarendosi forse con l'arbitro, vediamo
Vediamo se è di questo avviso, sta dicendo qualcosa all'arbitro. Vediamo se riesco a fermarlo e allora ci mettiamo qui. Mauro, ciao. Ho visto che hai chiarito qualcosa con l'arbitro. No, secondo me era dubbio il rigore per loro e era dubbio anche per noi. Io ho detto che lo voglio rivedere, non siamo il VAR. Se lo dai di qua lo dai anche di là, secondo me se il metro è uguale, non voglio attaccarmi a queste cose. Oggi abbiamo fatto un primo tempo pessimo Sì. e su cui c'è da riflettere, e il secondo tempo invece siamo un po' sistemati, tutto sommato avevamo meritato il pareggio. E poi questo episodio qua ci ha condannato, però. L'inserimento di Mata ha dato un po' forza, no? Ma in certe situazioni è un giocatore che diventa importante in quel ruolo lì. Non ne può fare altri, secondo me, deve giocare lì, e quindi qualche volta ce l'abbiamo il trequartista, qualche volta no. E quindi bisogna usarlo nel modo giusto. Chiaro. Mauro, c'è solo da lavorare in questo caso. C'è da riflettere, perché oggi il primo tempo siamo stati veramente vergognosi. Sì, vergognosi, forse è una parola un po' troppo. No, io mi sono vergognato, quindi. Sì, non c'era niente effettivamente. E quindi dobbiamo lavorare, quello sicuro. Bocca al lupo. Ciao. Grazie a Mauro Conte per averci detto chiaramente quello che abbiamo visto. E allora vediamo che finalmente si può rifare. Vado allo stop di palla anch'io, che con grande classe ho stoppato questo pallone che arrivava. Vedo che sei più provato quasi dei tuoi giocatori, perché ti ho sentito e ti hanno sentito anche il pubblico vittoriese incitare, ma ci voleva, perché ci eravamo lasciati una settimana fa abbastanza tristi. Avevo anche scritto che bisognava dare una sferzata, ti ho visto proprio tentare di dare questa sferzata e ci siamo riusciti. No, ma il merito è solo dei ragazzi, perché sono ragazzi, ripeto, straordinari, perché loro ci danno tanto in settimana, devono solo essere convinti di essere una squadra forte, e a volte se lo dimenticano. Basta guardare i primi 5 minuti del secondo tempo, che siamo entrati con un piglio magari un pochettino più rimissivo e l'abbiamo pagata subito, però i ragazzi hanno lavorato bene oggi. Infatti Mauro Conte ha detto: mi sono vergognato per il primo tempo che abbiamo fatto, poi nel secondo tempo l'abbiamo rimessa lì e mi sono piaciuti, però effettivamente quello che hai sottolineato tu, i 5 minuti, 7 minuti fino al gol vostri erano veramente da sbandati. Sì, ma ripeto, in questa categoria secondo me la differenza la fanno le motivazioni, la voglia e l'approccio. Poi io parlo della mia squadra, ho una squadra forte, una squadra che sa giocare a calcio e deve dimostrarlo sempre. Poi è una squadra giovane, che ci sono degli incidenti di percorso che succedono. Lavoriamo, la società è forte, perché comunque la società è una società che ci fa lavorare tranquilli, quindi non ci mette pressione, e quindi questa è tanta roba. Ho visto usare finalmente, ho visto un grande Gasparini che oggi era indiavolato, bene anche basso dalla parte opposta. Ho visto finalmente ritornare a sfruttare questi, perché secondo me come da scarpone qual è, lo dico, però nel calcio non si inventa niente, bei traversoni che hanno provocato problemini alla retroguardia vittoriese. Sì, ma sia basso sia gas sono due motori importanti per questa categoria, difficilmente ne trovi giocatori così anche da altre parti, secondo me. Quindi è solo da lavorare sulla testa. Se i ragazzi sono in fiducia, sono forti. Per noi è un più avere giocatori così, e quindi speriamo che continuino. Mister, finalmente ti ho rivisto fare il tuo giochetto. Sì, dai, non mancava da tanto fortunatamente, però oggi era importante farlo e ce l'abbiamo fatta. Bene, in bocca al lupo e buon lavoro. Ciao, grazie Massimo. Bene, chiudiamo qui il nostro collegamento con l'intervista a Massimo Malerba e con il tecnico Mauro Conte che abbiamo sentito in precedenza. Termina 2-1 per l'Eclisse Carini Pivigina qui al Barison di Vittorio Veneto. Linea definitivamente alla regia. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.